Velocissimamente, cimento vuol dire confronto, gara, tra armonia da una parte e invenzione dall'altra. L'armonia è la costruzione armonica del brano, che poi vi faremo sentire anche in modo specifico. L'invenzio, come dicevano i latini, è il momento melodico, il tema. Io per illustrare queste 4 stagioni, opera 8 ovviamente, ho presentato dei sonetti. Vi reciterò la parte relativa al singolo movimento, affinché anche voi possiate seguire quella che si chiama musica mimetica, cioè di imitazione. Perché quando io parlo di augelletti, loro vi faranno sentire gli uccellini. Proviamo. Giunta è la primavera e festosetti la salutano un coro gli augelli con lieto canto, e i fonti al mormorar dei venti con dolce lena scorrono intanto. E questo è il primo momento. Vengono a festeggiare coprendo l'aere di nero ammanto e lampi e tuoni. Indi, tacendo questi, cioè i lampi e i tuoni, gli augelletti tornano di nuovo al loro sonoro incanto.
Secondo movimento, quindi calmo. Di solito il concerto è allegro, adagio o largo, allegro. E adesso questo è un momento riposante. E infatti, e quindi sul fiorito ameno prato, al dolce mormorio di piante e tronco, dorme il capraro col filo cane al lato. l'autore, il proto-autore, il primo inventore del poema sinfonico, perché adesso io voglio creare due quadri. Prima abbiamo visto quello quasi mitico, allegorico della primavera che arriva consalutata dagli ugelli, il toccanto, i fonti, eccetera. E adesso il secondo quadretto. Di pastoral zampogna al suon festante, danzano le ninfe, danzano i pastori nel tetto amato, all'apparir di primavera brillante, brillante, quindi mi raccomando, fuoco e energia.
Adesso io per l'estate ho creato proprio quella che si chiama la mimesi sonora della stagione. Cosa vuol dire? L'estate fa tanto caldo, giusto? Tanto caldo. Allora voi dovete immaginarvi un caldo afoso come quello che avete vissuto in quest'anno, no? E quindi questo caldo afoso che proprio soffoca e la musica cercherà di rendere questo, riuscirà perché l'ho scritta a me, quindi riesce. Allora, sotto dura stagione, dal sole accesa, langue il gregge e arde il pino. E questo è il momento della calura estiva. A un certo punto scioglie il cucco la voce, il cucco sarebbe il cuculo, e tosto, subito, intesa, canta la tortorella, canta il cartellino, quindi vuoi far sentire le voci della tortorella del cartellino. E poi un altro quadro. Zefiro dolce spira, ma Borea muove presto contesa al suo vicino e piange il pastorello, perché vede che si annuvia, no? Perché sospesa teme fiera borrasca e il suo destino.
Adesso ho voluto unire il tutto in una bella storiella compiuta. E infatti, che purtroppo i suoi timor son veri. Tuona e fulmina il ciel grandinoso, tronca il capo alle spighe e ai grani al tetto. E ora mi fai sentire il temporale, bello violento, Dai, violento anche al violino, bravo.
interessante che questi erano orfanelli, li abbiamo accolti nell'ospedale della Pietà, io dirigevo l'ospedale della Pietà dal 1704, e poi poverini abbandonati non potevano fare niente, allora abbiamo pensato a insegnare loro la musica, e vedete la musica come li ha riscattati, come li ha fatti diventare grandi e nobili, perché la musica è la vera arte che fa il grande dell'uomo. L'arte, la scienza, lo studio, queste sono le caratteristiche specifiche dell'uomo grande. E adesso passiamo all'autunno. L'autunno ho voluto creare 2 quadretti, un po' banalotti se volete, la vendemmia è una grande idea, e la caccia, perché nei tempi nostri da noi si andava a caccia in autunno, e qui invece si va a caccia tutto l'anno. E allora l'autunno, vediamo il quadretto, no? Celebra il villanelli con suoni e canti del felice raccolto il bel piacere, e del liquor di Bacco, cioè vino, accesi tanti, che non hanno bevuto troppo, finiscono lasciando il bel godere.
pace e la tranquillità nell'armonia. E adesso io ho voluto con questo esperimento farvi sentire l'armonia celestiale delle famose sfere platoniche, no? Quindi questa armonia universale che è sempre in tutta la musica. Infatti in questa armonia voi sentirete chi Beethoven, chi Tchaikovsky, chi Brahms, e sentirete questa armonia. Qualcuno di voi sentirà di conoscere perfino, pensate, Morricone. Per sentire. Ascoltate quindi le armonie delle sfere celesti in questo esperimento dal secondo movimento dell'autunno mio. Questo esperimento serviva proprio a farvi comprendere che la musica è un linguaggio universale e la universalità dell'uomo è nella musica. E come giustamente diceva il grande direttore d'orchestra Arturo Toscanini, se la musica parlerà e finché la musica parlerà così al nostro cuore, la musica non morirà mai. E quindi adesso passiamo al secondo quadro, il terzo movimento, la caccia. Il cacciatore alla novalla caccia con cani, stoppi e sconforti. Fugge la belva, ne segue la traccia, già sbigottita per il timore di schioppi e cani, fugge e si rinserra, ma
minaccia di sfuggire, però raggiunta e oppressa muore. e per il suo vecchio c'è battere i denti. Passare il dì al fuoco, sereni, contenti, mentre la pioggia fuori bagna ben cento. E questo poi è il terzo movimento. Sentir uscire dalle serrate porte Scirocco e Boree e tutti gli altri venti in guerra. Questo